No ragazzi, questa situazione è veramente assurda. A me rompe il cazzo la situazione. Non vogliono nessuno qui. È un bordello. Passaggi assurdi. Guarda dove siamo. Buongiorno, siamo a Monte Santa Vittoria, Esterzili. Abbiamo dormito qui questa notte, siamo svegliati avvolti dalla nebbia stamattina presto. Il cielo si è pulito un pochino, ora in questo momento sono le 10 del mattino. Anche le pecore hanno dormito qui di fianco a noi stanotte. Oggi tira un vento molto forte, ora ci stiamo spostando da qua, direzione Escalaplano. Andremo a cercare le grotte e le cascate di Abellada. Eravamo già stati lì quando era 2 anni fa forse. Sì, forse 2 anni fa, eravamo lì di passaggio, avevamo visto che c'erano queste grotte, eravamo andati a cercarle, però avevamo preso il sentiero sbagliato, quindi non eravamo riusciti a raggiungerle. Oggi con più tempo a disposizione proveremo a raggiungere nuovamente questo posto. Ora siamo un po' più organizzati, ci siamo cercati anche la traccia GPS da poter seguire col telefono. Ci siamo preparati anche il pranzo in modo da trascorrere più tempo possibile lì. Non sarà un trekking eccessivamente lungo, sono tipo 7 km, quindi dovrebbe essere abbastanza easy. Quindi ora ci mettiamo in viaggio. A dopo. Scendendo da Monte Santa Vittoria abbiamo fatto tappa qui di passaggio al sito di Domo Eorgia, si dovrebbe pronunciare così, questa struttura megalitica. È una struttura enorme, la forma è anche molto particolare, si distingue parecchio per esempio da strutture di origine nuragica. Prende questa struttura è circondata anche da un recinto qua in pietra e tra un po' andiamo a cercare anche un po' di informazioni al riguardo, così capiamo meglio di cosa si tratta. Che bello, sembra quasi tipo un tempio, può essere. Poi guarda come sono semicurve anche le pareti. 3 stanze. Il Domo Eorgia è collocato a 978 metri sul livello del mare. L'edificio a Megaron, in Antis, è racchiuso da un recinto ellittico. Ercole Contu, il quale ha fornito i dati del primo rilevamento, lo ritenne edificio religioso coevo col tempio di Santa Vittoria di Serri, risalente al VI secolo a.C. Giovanni Lilliu lo interpreta come tempio della Grande Madre Urgia e lo colloca verso la metà del secondo millennio a.C., nel quadro della civiltà asiatica elladica. Ferruccio Barrecca sostiene invece che questo edificio potrebbe essere la fedele applicazione dei canoni fondamentali dell'architettura siro-palestinese e la data dovrebbe essere anche molto posteriore agli inizi del V secolo a.C. Ancora oggi Domo Eorgia pone altri gravi problemi agli studiosi di antichità, che restano stupefatti considerando questo monumento abnorme che apparentemente non ha niente a che fare con la solita forma dei nuraghi e che, per certi aspetti, potrebbe essere il risultato barbarico di forme di tempio a Megaron, in Antis, elaborate nel centro montuoso della Sardegna.
in un'area recessa e segregata, oppure esito di costruzioni fenicie, oppure interpretazione tarda di un megalitismo arcaico duro a morire, oppure anche, e questa sarebbe una novità assoluta tra le altre ipotesi, un tempio di epoca molto anteriore, manifestazione della primordiale cultura isolana, la più remota della nostra civiltà. Insomma, praticamente ci sono tante ipotesi a riguardo, però ancora non si capisce bene quale sia la sua origine, soprattutto la sua utilità, per cosa sia stato costruito esattamente. Però fatto sta che è molto affascinante, è una struttura molto particolare e unica nel suo genere, perché io strutture così ancora non ne ho visto. In ogni caso è un peccato che questi luoghi non vengano per niente valorizzati, sono proprio abbandonati così a se stessi, è un vero peccato. Bene, ci siamo, abbiamo raggiunto il punto di attacco al sentiero per la cascata e le grotte. Purtroppo abbiamo dovuto parcheggiare giorni qui a bordo strada, a bordo della strada provinciale. Speriamo che stia bene durante la nostra assenza. Ora vediamo se riusciamo a seguire o a trovare il sentiero giusto, sperando di non dover passare all'interno di proprietà private, perché qui è tutto proprietà private, quindi però non dovrebbero esserci problemi, perché guardando dalla mappa sembrava tutta strada libera, però a volte magari una recinzione non sempre risulta visibile dalla mappa. Comunque la giornata è spettacolare, si è ripulito il cielo, non c'è la nebbia di stamattina e il vento qua è molto più leggero, non tira forte quanto tirava su a Monte Santa Vittoria. Eravamo molto più esposti. A livello di meteo direi che è perfetto. Dopo neanche 10 minuti abbiamo già trovato un cancello con cartello proprietà privata. Secondo la traccia sono passati qua, sì. Però che palle queste situazioni. Niente, iniziamo già a tornare indietro. Proviamo un'altra stradina alternativa che c'era qui poco prima. Ho la sensazione che torniamo a rivivere le stesse condizioni che abbiamo vissuto a Monte Maiori, ovvero una vegetazione che chiude i sentieri. È una cosa molto importante, a prescindere dal tipo di trekking, passeggiato, luogo che volete andare a visitare. L'importante è sempre tenere pulito il sentiero o comunque il luogo che vi ospita. Questo è molto importante. Ci risiamo. Qua il sentiero si chiude e anche molto. No, non è cosa qua. Da uno sguardo, cioè è troppo. No, lo vedo, sì. Non c'è proprio modo di passare. Che palle. Perché allora la traccia che stiamo seguendo passa proprio dove c'era quel cancello lì, proprietà privata prima. Sicuramente qualcuno scavalca, però a noi non è che piace molto. Oltrepassare così spudratamente. No, se hanno messo anche il cartello vuol dire che un motivo c'è. Vuol dire che proprio non vogliono che nessuno passi. Che poi è un terreno abbandonato alla fine. Però c'è questa gente anche che gli dà fastidio a prescindere che qualcuno possa oltrepassare il loro terreno, per quanto sia abbandonato. Che palle. Ora vediamo un po'. È assurdo, questa cascata si fa veramente desiderare. L'altra volta ce ne siamo dovuti andare via con l'amaro in bocca, non essendo riusciti a raggiungerla. Oggi pensavamo di avere molte più possibilità, dato che avevamo già preventivamente guardato la mappa e tutto, ci siamo studiati un po' il percorso, però appunto basta un cancello che magari non è visibile su Maps e sei fregato. Noi abbiamo seguito questa traccia GPS, però gente che ha scavalcato e tutto, però ripeto, a noi non è piaciuto fare così, cioè volendo potevamo scavalcare, perché poi dietro quel cancello ci sarebbe stata una strada molto più percorribile.
complicato il raggiungimento della cascata, però boh. Ora ci stiamo spostando, stiamo provando in un altro punto, speriamo che sia la volta buona, altrimenti ci toccherà rinunciare pure stavolta, non lo so. Sicuramente gli esperti del posto sapranno dove altro passare, perché sicuramente ci saranno altre alternative, oppure magari semplicemente la gente passa nelle proprietà private e se ne frega. Magari chi lo sa Conosce anche le persone. magari conosce anche i proprietari dei terreni, insomma sa come comportarsi in determinate situazioni, però noi non essendo del posto, non sapendo poi, boh, non lo so, magari qualcuno potrebbe prenderla a male, magari se la prende anche col furgone, non lo so, il fatto che sia parcheggiato in strada, magari qualcuno dà fastidio che noi oltrepassiamo le proprietà private, insomma purtroppo c'è gente un po' stronza, quindi bisogna stare attenti anche sotto questi punti di vista. No ragazzi, questa situazione è veramente assurda. Abbiamo fatto altri 8 km, abbiamo provato a riandare nel punto in cui eravamo venuti la scorsa volta, perché adesso abbiamo raggiunto di nuovo un posto in cui prende internet, abbiamo cercato un po' informazioni. Anni fa poi Claudio aveva parlato con una guida, uno del posto, che gli aveva dato delle indicazioni per raggiungere questa cascata e gli aveva detto che il sentiero che avevamo fatto noi l'altra volta era giusto, però a un certo punto poi dovevamo prendere un'altra piccola deviazione che ci avrebbe condotto poi alla cascata. Insomma non sarebbe stato semplice, però quella via sarebbe stata possibile. Noi l'altra volta quindi avevamo fatto un pezzo giusto, però poi noi avevamo trovato questa deviazione e eravamo tornati indietro, quindi adesso l'intenzione era quella di provare a rifare il pezzo dell'altra volta e cercare questa deviazione giusta che poi ci avrebbe condotto dal punto finale fino alla cascata. Ora siamo arrivati ed è assurdo, praticamente la situazione è peggiorata ancora di più, in quanto l'altra volta eravamo entrati da qua. C'erano già i cartelli proprietà privata, però adesso ce ne sono ancora di più. Oltretutto l'altra volta abbiamo parcheggiato qua e adesso hanno messo queste frasche proprio per evitare che la gente parcheggi qui. Le hanno messe sia qua che qua, è proprio palese che le hanno messe per evitare che la gente possa parcheggiare qui e dirigersi all'interno di questi terreni per raggiungere la cascata. Questa cosa è veramente assurda, cioè è ridicola. Posso capire se si fosse trattato di terreni coltivati, dove comunque sia il passaggio potrebbe creare dei danni eccetera eccetera, invece qua stiamo parlando di terreni completamente incolti, però la gente anziché lasciare un piccolo passaggio e tutto, no, preferiscono chiudere, per quanto anche siano abbandonati i terreni, però non vogliono che nessuno passi all'interno di questi terreni. Siccome non esiste neanche l'alternativa, creassero almeno un'alternativa, che ne so, fai un sentiero completamente recintato sia a destra che a sinistra, cioè lasci proprio il passaggio per una persona. Se non vuoi che le persone vadano in giro ovunque o magari che possano sporcare il tuo terreno, lascia almeno un passaggio pedonale, che ne so, della larghezza di 1 metro, recintato a destra e a sinistra, e se proprio dovessero sporcare, sporcano lì. Ma alla fine sono poche le persone che sporcano, ci sono anche gli stronzi, ma cioè, non è che per colpa di qualcuno poi bisogna arrivare a queste cose. È veramente assurdo, perché questa cascata so che è bella, molti ci arrivano perché molti comunque se ne sbattono di queste proprietà private, scavalcano, quindi sappiamo che questa cascata è bellissima. Tra l'altro da qua si sente anche il suono dell'acqua, perché siamo in linea d'aria, siamo sopra, la cascata è al di sotto di questo canyon, qua sotto c'è un canyon, la cascata è lì sotto, si sente chiara. Non mi ricordo cosa stavo dicendo, però Che la gente è attaccata al possesso, quindi no, quello è mio e tu non ci entri, punto, a prescindere da quello che io faccio. Cioè io potevo appunto, come dici tu, potevo capire se ci fossero state delle coltivazioni, anche una casa magari, un capannone con magari appunto qualcosa che le persone potessero rubare, insomma. Ma cioè non c'è. Preferiscono che magari vadano solo le persone che loro conoscono, quindi se troverebbero per caso nel loro terreno, quindi non direbbero niente perché magari conoscono, dicono se tu ci vuoi entrare vai, ok, e quindi così come tutto il discorso, alla fine gli stessi discorsi che si fanno anche per altre situazioni, tipo le cascate anche sempre in Sardegna, non mi ricordo dove, le piscine naturali, cioè se lo fanno quelli del posto allora tutto bene, se lo fa la guida di un altro paese allora no, aiuto, non si può fare, un scandalo. no, quello è come si chiama, su Fosse su Var, cioè anche lì è una situazione assurda. Anche lì per raggiungere quel posto si deve passare o dentro una proprietà privata e c'è il pastore che ti caccia via, a momenti ti spara pure, per modo di dire, però nel senso a me è capitato personalmente, si era incazzato tantissimo, oppure dalla base militare,
bisogna passare dalla base militare, perché poi quella cascata risulta proprio all'interno della base militare. Però molti lo raggiungono perché ci sono delle guide autorizzate a raggiungerlo. Però perché deve essere così? Cioè, boh, non lo so. dai, decidiamo cosa fare. Non diciamo cosa fare. Mica, ma rompe il cazzo la situazione. Chiaro, anche perché fa... Cioè non fa neanche parcheggiare addirittura. ma perché appunto si vede che... Sì, è proprio cioè, palese certo, che non proprio... vogliono nessuno qui. Cioè è proprio un palese... il messaggio è ben chiaro, il messaggio. È 2. Ci riproviamo. Bene, allora stiamo provando una via alternativa passando dal fiume, parecchio impegnativa, non tanto a livello tecnico di difficoltà, ma proprio per il fatto che sia molto lento come percorso, perché bisogna attraversare il fiume mille volte, quindi chissà se faremo a tempo, perché sono le 2:30 del pomeriggio, quindi boh, vediamo. Purtroppo stiamo procedendo molto a rilento. Intanto è bellissimo anche quello che stiamo vedendo adesso, perché sono queste piscinette naturali, l'acqua super limpida col fondo verde smeraldo, mezzo giallino, insomma, però è bello, molto particolare. Ci sono alcuni punti che sono un po' chiusi, in altri passiamo sulle rocce, però ce ne sono alcuni che sono chiusi dalla vegetazione, in più è strapieno di zecche, qualcuna qui c'ha l'ansia. Ma si è trovata addosso. Se ne è trovata anche una addosso. Io sono quello più a rischio, mi controllerò dopo, sperando di non avere un esercito di zecche che mi ciuccia il sangue. Mentre l'altra volta abbiamo provato a superare il fiume e raggiungere la cascata attraverso il fiume dalla parte di sopra, oggi stiamo provando dalla parte di sotto. Non siamo gli unici, infatti stiamo trovando anche diversi passaggi che sono stati sistemati dagli escursionisti. Vediamo, quindi in qualche modo penso che arriveremo, più che altro bisogna vedere per i tempi. In questo momento l'unico problema è il tempo di posizione. Comunque guardate che spettacolo, fighissimo. Una meraviglia dietro l'altra. Qua la situazione si fa interessante. Guardala in fondo, iniziano a vedere spaccature particolari sulla roccia. Non sto registrando sempre, tipo adesso sono le 3:30, abbiamo appena mangiato il riso con le zucchine che siamo preparati stamattina. Ci siamo fissati un tempo limite, guarda, si passa da lì su. Ci siamo fissati un tempo limite per ritornare indietro, tipo adesso sono le 3:30, entro le 5, sia che arriviamo alla cascata sia che non arriviamo alla cascata dobbiamo tornare indietro, perché altrimenti non abbiamo tempo a sufficienza per tornare di nuovo al furgone prima che faccia buio, perché fare questi sentieri al buio è veramente un casino qui sul fiume. Comunque abbiamo le torce frontali e tutto, però è un casino, è abbastanza complicato. È un bordello. Passaggi assurdi. Vai. Il sentiero si fa complicato, poi dobbiamo arrampicarci lassù, entrare là dentro, però dai, è figo, è figo. E che cazzo ci stiamo infilando? Ho bisogno di farlo, sto strisciando, sono rami bassissimi e soprattutto è ripidissimo. Beh, si è riaperto un po'. Almeno abbiamo la certezza di essere sul sentiero giusto. Bene, allora ci siamo quasi, ci stiamo per addentrare nel canyon.
insomma che manchi poco ormai. Se prima stavamo percorrendo il fiume, ora il sentiero ci ha fatto risalire sopra il fiume, quindi abbiamo fatto un pezzo bello ripido, però almeno ora si cammina più velocemente, perché il tratto del fiume era pianeggiante, però era molto lento perché bisognava superare i guadi parecchie volte, in certi punti non è nemmeno semplice, quindi adesso è molto più scorrevole, nonostante le salite comunque siano parecchio ripide. Ecco, praticamente noi siamo arrivati da là in fondo, abbiamo percorso tutta la parte di sotto all'interno del fiume, dopodiché poi abbiamo preso una stradina che sale qua e ora ci stiamo avvicinando all'ingresso del canyon vero e proprio, in cui c'è la cascata e le grotte. Impressionanti quei massi che sembrano essersi staccati da quella parte rocciosa, sembra essere proprio franato tutto, c'è un blocco enorme pure qua sotto. No, comunque è strapieno di queste piscinette naturali, pieno, contanto che io sto filmando pochissimo, perché ci stiamo concentrando molto sull'essere veloci in questo trekking, e soprattutto voglio risparmiare anche batteria per poter filmare la nostra meta, per poter filmare la cascata e le grotte, che sicuramente meriteranno molto, però anche questo merita attenzione. È strapienissimo, questa è una delle decine di piscine naturali che abbiamo incontrato lungo il cammino, e qui passiamo di fianco al blocco enorme che si è distaccato dalla parete rocciosa qui sopra le nostre teste. È impressionante, è enorme. È veramente enorme questo blocco, è staccato da lassù ed è arrivato fin qua giù. Non oso immaginare la potenza dell'impatto. Devo fare le capre qua. In qualche modo devi entrare. Mi devi dare una mano. È bello guardarti. Che bello. Come la schiena. Non tirare a me giù, no? Fermo che ce la faccio. Ehi, porco. E ora si sale di qua. Passaggi molto esposti, bisogna essere bravi a tenere l'equilibrio. Quindi io qua non so come farai tu, già metto in difficoltà a me. Devi fare un bel balzo, per forza però, a meno che riesci a camminare lì sulla parete di quello, e quando tiri su quel tronco, però c'è il rischio che si sposti. Si fa sempre più complicato. Ora non si capisce neanche più quella che è la traccia. Se prima era più visibile, ora è sempre meno visibile. Ora sembra che si salga di qua. Questo per dirvi che comunque è un trekking parecchio impegnativo, seguendo almeno il sentiero che stiamo seguendo noi. Ci sono altre tracce più facili, però passano all'interno dei terreni privati. Ci siamo persi nel pezzo finale, cioè ci siamo persi in quest'ultimo pezzo, non riuscivamo a trovare la strada. Alla fine stiamo andando un po' a caso, però si sente il rumore della cascata, è qui vicina, quindi forse ci siamo. Sono le 5, purtroppo siamo proprio al limite del tempo massimo che ci siamo imposti. Teoricamente a quest'ora dovremmo tornare indietro, però il suono della cascata è irresistibile e ci fa venire voglia di andare ancora un po' avanti. Però ovviamente non potremo trattenerci, cioè potremo ammirarla per pochi istanti e poi purtroppo dovremmo abbandonarla. Ecco, si inizia a intravedere. Che figata. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Dai che ci siamo. Dai che ci siamo. Che bella. Che bello. Wow. Ce l'abbiamo fatta.
siamo morti. Ginocchia insanguinate. Come sei? Graffiata? Sì, graffiata, intonata, un po' tutto. Guarda il spettacolo però. È veramente favoloso. Bella. Sì, comunque questa è la cascata. Poi la sotto è più bella ancora. Sì. Bellissima. E la grotta dovrebbe passare dietro la cascata, all'interno. Ora vediamo se riusciamo ad addentrarci un pochino. Mi sono attrezzato di luce, ora proviamo ad addentrarci nelle grotte. Devono essere uno spettacolo. Dai, ma che figo. Ma che figo. Guarda su. Veramente spettacolare. Alla fine la luce non mi è servita perché non c'è modo proprio di addentrarsi, dato che c'è una pozza d'acqua, però merita comunque tanto anche da qua. Poi niente di strano che ci sono grotte anche più su. Ora diamo uno sguardo veloce. Comunque questa sì, merita. È proprio una bella avventura arrivare fino a qui, perché il sentiero è stato molto impervio, non ve lo potete neanche immaginare, dato che quello che vi ho fatto vedere in questo video è il 5% del sentiero. Cavolo, quanto è bello, proprio il luogo in cui si trova sembra così, così finto, questa piscina così circolare, l'acqua limpida color smeraldo, e poi questa cascata, siamo circondati da queste pareti altissime, veramente bello, bello, sembra proprio un'oasi. Purtroppo è ora di andare, dobbiamo salutare questa bellissima cascata, abbiamo sforato già troppo, sono le 17:32, ora però proviamo a prendere un altro sentiero, che dovrebbe essere questo. Qui c'è una stradina, secondo me c'è un'altra grotta qui. Eh sì, è qui la vera grotta. È qui. Wow! Guarda dove siamo! Non lo so! Fa impressione, cazzo! Sì! No vabbè! È bellissimo! Continua in fondo! Fuori di testa, questo posto è fuori di testa, veramente. Cioè, guardate qua! Guardate qua che roba! No, che... pazzesco! Sì, è tutto a strati. Sento un uccellino, guarda, c'è anche uno spiraglio di luce là in fondo. Fuori di testa. Un posto pazzesco. Io sono senza parole.
Wow, bello. E qua, l'hai visto? È tipo una stalattite. È sia stalattite che stalagmite. Wow. Fuori di testa. Minchia. Bellissimo. Occhio che qua è bagnato, eh. Bellissimo. Bellissimo. È scivolosissimo, eh. Questa è l'uscita della grotta e qui sopra c'è proprio la cascata. Cioè la cascata passa di qua e noi siamo passati qua dentro. Incredibile. Io spero che queste immagini che sto registrando possano almeno in parte rendere l'idea di quanto sia bello questo posto, che poi in realtà è molto più buio di quello che si vede nei video, perché la GoPro automaticamente aumenta l'esposizione e quindi rende tutto più luminoso. In realtà è parecchio buio, infatti bisogna fare anche attenzione dove si mettono i piedi, però è allucinante. Guardate Claudia quanto è piccola e quanto è enorme questa parete, questa grotta. La natura è favolosa, veramente, che riesce a creare queste bellezze e noi dobbiamo averne massima cura di queste meraviglie. Ecco, vedi, appena ho detto che noi dobbiamo avere cura di queste meraviglie, ora cosa mi trovo davanti? Coccola ti amo. È importantissimo scrivere Coccola ti amo in un posto come questo. Il mondo ha bisogno di sapere che Tizio amava Coccola. Quindi mamma mia che tristezza, veramente. Purtroppo devo andare via. Sta facendo tardi. Sicuramente ci torneremo per poterci trascorrere un po' più di tempo. Bene, dopo una lunga camminata siamo tornati finalmente da Johnny. Siamo cotti perché il sentiero è stato veramente difficile, impegnativo, è lungo, sì, è lento. Una vera avventura. Una vera avventura. Io infatti non so cosa verrà fuori da questi video perché ho filmato veramente pochissimo durante la fase di avvicinamento alla cascata. Ho filmato poco e purtroppo quella è stata la parte... Cioè in realtà quella è stata la parte più avventurosa perché c'erano dei passaggi molto difficili, soprattutto dei punti in cui non sapevamo bene da che parte andare, specialmente nel tratto finale prima di arrivare alla cascata, e lì abbiamo perso un sacco di tempo. Per dire che inizialmente stavamo anche per rinunciarci perché non trovavamo il sentiero giusto da fare per arrivare a questa cascata a causa delle proprietà private eccetera eccetera. E alla fine stavamo per mollare per l'ennesima volta. Invece poi alla fine abbiamo deciso di seguire il percorso sul fiume, che è stato molto impegnativo, però dai, ci ha regalato grandi soddisfazioni alla fine. E io sono anche contento che Claudia mi ha accompagnato e bravo, è stata brava. Perché, scusa? Perché sì, perché non tutte lo farebbero. Bene, ora sono le... non lo so, comunque il sole sta per... 7:20. Il sole sta per tramontare, siamo stanchissimi, ora andiamo a cercare una fonte per riempire l'acqua, dato che stiamo finendo l'acqua da bere, e poi andiamo alla ricerca di un posto per dormire anche. Penso che punteremo per un posto in cui siamo stati già 2 anni fa. Spero che questo video vi sia piaciuto, ripeto non so cosa ne verrà fuori, però spero possiate apprezzare in ogni caso, anche solo la bellezza della cascata, perché merita tantissimo. Ci vediamo alla prossima, ciao!